Io sono Federico dell'azienda agricola Donna Ignora, abbiamo gli orti appunto a Noale. A Venezia facciamo la consegna in barca remi perché riteniamo sia la cosa più corretta possibile da un punto di vista ambientale e anche legato al territorio. Venezia è una città molto fragile e anche molto delicata, per cui andare a remi come si è fatto fino a 50 anni fa per noi è la scelta migliore, insomma. Donna Ignora, la mia azienda, è nata una decina d'anni fa, facciamo biologico e consegniamo a domicilio sia in terraferma sia a Venezia. È un messaggio quello che cerchiamo di dare, far capire alle persone veneziane che l'andare a remi è ancora una possibile scelta, anche perché il problema è sì il discorso dell'inquinamento assolutamente, ma è anche il problema del moto ondoso, dell'eccesso di barche in un contesto che comunque ha degli equilibri molto anche instabili. L'incoscienza di distruggere la terra. Una parte di veneziani capisce lo sforzo che c'è dietro, capisce anche proprio l'etica che c'è a monte, quindi fa una scelta e sceglie appunto anche, oltre a verdure biologiche eccetera, sceglie anche il metodo di consegna. Da un paio d'anni siamo entrati dentro una rete di imprese che si chiama Oltreconfin, che insomma fa della sostenibilità e di un'agricoltura attenta un po' all'ambiente e al territorio la sua battaglia. Il nostro tentativo anche nella consegna a domicilio delle verdure è quello proprio di portare un po' di campagna all'interno della città. Io sono Domenico Maffeo, conduco la biofattoria Rio Selva. Anch'io, come molti giovani della nostra rete Oltreconfin, sono un giovane laureato in architettura io. Dopodiché, per ragioni personali, etiche, ideologiche e concrete, molto concrete, ho iniziato a gestire questa azienda agricola, però già con l'idea di attestarci in agricoltura per costruire un progetto più ampio, più corposo e anche più, tra virgolette, politico. Oltreconfin vuole diventare un grande hub dove far crescere una cultura differente in un'economia alternativa che noi chiamiamo economia solidale. A 5 anni dalla sua nascita possiamo dire che ci sta riuscendo, sta smuovendo le coscienze, sta iniziando anche a smuovere le relazioni con le pubbliche amministrazioni per arrivare a questi obiettivi. È una scelta che forse la mia generazione sta compiendo nei confronti anche di una visione diversa del futuro, cioè un'attenzione a un po' ritornare alla campagna, a un ritmo diverso, a staccarsi da una corsa costante e continua. Non è solo una scelta ecologica, è un messaggio forte, un messaggio proprio costante, non di un ritorno all'antico, ma di un andare verso un futuro. Il futuro per noi è questo, è un futuro della società, della nostra società. Noi vogliamo incidere, è ora di incidere, non per il nostro benessere economico, ma per la nostra stessa sopravvivenza e quella delle future generazioni e quella delle generazioni di altre parti del mondo in questo momento.